ultime battute in vista del ballottaggio. Sì, oggi raccogliamo un grande entusiasmo, è una comunità che sogna di aprire una nuova pagina per la storia di Agrigento. 7 e 8 giugno rechiamoci tutti alle urne, esercitiamo il nostro diritto più importante che è quello del voto e poi pancia bassa, rimboccandoci le maniche, lavoriamo per Agrigento perché è una terra che merita tanto. E noi siamo una squadra, una comunità pronta a restituire quello che questa città merita. Quindi oggi siamo molto felici, in qualche modo ci ringraziamo perché i 5.300 voti disgiunti sono un record in tutta Italia. Per cui oggi ci guardiamo negli occhi, ci abbracciamo e capiamo i prossimi passi per appunto scrivere insieme una nuova pagina di Agrigento. Una campagna che si sta caratterizzando da molte polemiche purtroppo. Ma non da parte nostra, in realtà noi ci siamo sempre soffermati sui nostri programmi, sulle nostre competenze, sul nostro capitale umano, rimandiamo ogni attacco, lo rispediamo al mittente perché questo è solo un tentativo per non far percepire alle persone che la politica è cosa altra. C'è chi vorrebbe mantenere la politica nel campo del teatrino, ecco, della sfida personale. La politica è molto di più, è costruzione di futuro, noi lo facciamo con responsabilità, parlando di temi, di competenze appunto e di tutto quello che questa terra può veramente finalmente ricevere. Questa mattina hai presentato ai consiglieri gli assessori, sì. C'è qualche novità abbiamo visto? In questo momento abbiamo riconfermato quelli che già avevamo annunciato il mese scorso, c'era uno spazio, abbiamo aggiunto un tecnico fuori dai partiti e credo il più grande esperto in Sicilia di progettazione. L'abbiamo detto fin dall'inizio, uno degli obiettivi è quello di riuscire a ricevere i milioni di euro che fino ad oggi sono stati persi, quelli che arrivano da Bruxelles e che servono a riqualificare i quartieri, servono a creare servizi sociali, servono a creare aree verdi e a creare lavoro. Ecco, oggi con Umberto Rumolo credo che la nostra promessa, cioè quella di circondarci di assessori con enormi competenze, trova una delle risposte migliori e questo mi rende veramente orgoglioso perché la gente più preparata, cioè quella che vuole mettere a disposizione le proprie competenze e le proprie esperienze per Agrigento, oggi ci dice noi ci siamo. Ismaele, ora c'è il secondo round, il ballottaggio, è sicuramente un momento importante per questa campagna elettorale e chissà eventualmente andare a Palazzo dei Giganti. Noi abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare, una campagna elettorale in cui abbiamo spiegato la nostra idea di Agrigento, siamo pronti a questo secondo round, siamo con i piedi per terra, la città ha bisogno di in qualche modo renderla, in qualche modo veramente pacificare, noi la vogliamo pacificare questa città e siamo consapevoli del fatto che c'è da fare un grande lavoro, ma siamo all'inizio di questo lavoro e tra 6 giorni speriamo che i cittadini diranno no a chi ha distrutto questa città. Un commento a queste elezioni, ora si va al ballottaggio, secondo round. Beh, io credo che ci ritroviamo dinanzi a una svolta per la città di Agrigento. La comunità ha apprezzato un progetto politico giovane, fresco, che guarda al futuro, senza logiche e interessi di partito. Una dimostrazione ne è che ogni forza politica ha messo da parte l'interesse di partito per contribuire a un percorso di rinnovamento che questa città attende da tanto tempo, perché se nel 2026 ad Agrigento parliamo di emergenza idrica, di turnazione idrica, di autobotti, probabilmente la politica non ha fatto il suo dovere. Sentiamo adesso uno degli assessori designati della Giunta Sodano, impegnati in questa campagna elettorale, ora siamo al rush finale. Agrigento ha dato una grande risposta, ha compreso perfettamente, anche ben oltre le nostre aspettative, tutto quello che abbiamo saputo proporre. Adesso andiamo il 7 e l'8 giugno a concludere quello che abbiamo iniziato. Siamo un bel gruppo, i partiti progressisti sono rientrati in Consiglio Comunale, io mi sento onorato di rappresentare il Partito Democratico,
e ringrazio questo partito per avermi designato quale assessore. Sapremo svolgere il compito per cui siamo stati chiamati.